Abbiamo 6 punti, ne mancano 3 per la promozione in divisione 5. Proviamo a farlo. Wakanda, Napoli-Camerun. Pavarno. A termine del quale sapremo se questa squadra avrà l'opportunità della prossima stagione. Momento così importante e scolpita sul volto dei giocatori. Osimhen, comincia la partita verso Rachmani. La palla era per Anghissà che non arriva. Contropiede del Senegal. Attenzione, Rachmani deve chiudere su Foden. Ci prova Rachmani ad andare a chiudere, ma Foden arriva fino in fondo, ma la mette fuori. Si gira Kvara, attenzione, palla per Lobo, dentro di tacco per Zielinski, la parata, Mignan, recupera palla, Osimhen, vede Kvaratskhelia, se ne va di Kvaratskhelia, mamma mia che ha preso Mignan, sulla traiettoria, che poi vede Osimhen dentro per Kvaratskhelia, dentro per Osimhen. Vede Osimhen nello spazio, Zielinski, fantastico, palla per Kvaratskhelia, Mignan. Dovrebbe finire qui il primo tempo. Lancio di Mignan. 1-0 Napoli alla fine del primo tempo. Osimhen. Secondo tempo. Palla per il Wakanda, ma l'amico mi sa che non è vicino alla PlayStation. Adesso sì. Iniziano i secondi 45 minuti. Attenzione, recupera palla Anghissà. Se ne va Anghissà dentro per Osimhen. Fermato sul più bello. Kvaratskhelia. Stanno veramente scherzando col fuoco in questo momento. E Kvara recupera palla. Osimhen l'appoggia dentro. 2-0 Napoli. Follia degli avversari che ci vogliono regalare la vittoria per il momento. Ad imbucare bene, attenzione alla botta che Kvaratskhelia, Osimhen 3-0 Napoli. E ancora Lobotka a recuperare palla, vede Lozano, se ne va il Ciuchi, per Lobotka che si divora il gol del 4-0 Lobo. Osimhen. Contropiede, attenzione, c'è Tchouaméni, palo di Tchouaméni, attenzione, Lobotka prova ad andare, niente da fare, cerchiamo di resistere, Osimhen, ma non va talmente a scatto, se ne va Lobo, Elmas, Osimhen, la parata di Mignan, ma la partita Kim non libera, prendiamo il 3-2, madonna ragazzi, veramente male, finiamo veramente male, fortunatamente finisce qui, ci portiamo a casa la divisione 5, ma purtroppo la notizia terribile è che devo chiudere la live e ci dobbiamo fermare qui per stasera perché sta andando veramente malissimo la connessione internet stasera, cioè veramente una merda. Comunque, con 3 vittorie su 4 partite fatte nella divisione 6, voliamo in divisione 5, saltiamo le partite e ci ritroviamo in divisione 5, in cui serviranno 13 punti per andare in divisione 4. Bene così ragazzi, ci vediamo alla prossima live.